speriamo che ci sia il Covid comincia a lasciarci tranquillo e che ci trova soprattutto la possibilità di dare tranquillità alla città e di trovare un accordo fra tutti per trovare una soluzione ad hoc per Venezia. Non c'è contrapposizione tra porto e città, vogliamo finalmente una volta per tutte sederci a un tavolo e trovare una soluzione che garantisca il lavoro, garantisca la città e garantisca l'ambiente. Qual è stata la vostra perdita in questo anno e mezzo? E come ho detto, il 30% del nostro lavoro, così che abbiamo perso il 30% del nostro fatturato, ha rappresentato anche la diminuzione di stagionali, la diminuzione di certe categorie di lavoro e per queste persone sicuramente è stato un periodo molto difficile. Presidente, oggi per voi è una grande giornata dopo un anno e mezzo di stop con la ripartenza di questa nave da crociera. Finalmente sì, dopo 17 mesi abbiamo avuto l'onore di ospitare la prima nave, speriamo che sia un inizio buono che porti in laguna altrettante navi. Una ripartenza anche a livello lavorativo e turistico per la città. Assolutamente sì, ci piace dire che cominciamo a riportare la gente dalla porta principale di Venezia, cioè la porta dell'acqua. Non ci si accorge neanche che stanno arrivando a Venezia questi passeggeri, stanno transitando, arrivano sul ponte, arrivano con i bus o con le barche se sono ospitati a Venezia e sono controllati. Montano a bordo della nave e visitano poi altre destinazioni e ritornano sulla perla dell'Adriatico. Quindi devo dire è un turismo assolutamente sostenibile.